Che si vanno scarpare, poverino. Poi, Galando, tu stai cantando. Ma perché è vietato cantare? E mi andate a far spesa la moglie. Io mi muore fame e voglio mangiare. E mangiate una mesa sola, oi mato che buon amico. I 100 lire tenevi ha già avuto a cattare un parete anche come per mettere sotto a sti scarpina, signore. Ma che consegni mangiamo? E io ti aspettavo che consegni per mangiare. E che buio, i soldi chi mi dà? Mannaggia, sorta mia, mannaggia. Ma come, uno figlio da ingaggia te ne pure risperato. E trovati in nato pare che te l'hanno a mangiare allora. Facimmi la Santissima Croce stamattina. Buongiorno, Mastro Domì. Buongiorno e salute, Catarina. Mi volete mettere un parete che come sotto a sti scarpine prima che vada a faticare? E perché no? Assettate un poco, io subito ti mette. E da che come te? No, perché voi non ne tenete. Ne tengono pare, ma sono che una signora che me l'ha portata a mettere poco fa. Mettete a 1000 prima a me, poi ne accattate una pare e ci mettete a essa. Va bene, pochi minuti e sono pronte, via. A bellezza di Catarina. Beato chi ti vede. Don Gesualdo bello. Dice il proverbio, montagna e montagna non si confrontano. Don Gesualdo, vedete io? E tu che cosa? Un favore lo sapeste venire a cercare. Qua a papà non ti ricorda la strada. A me i soldi mi servono. Va sicuro che a fine mese vi porta 5.000 lire fino a casa. Ma qua a fine mese? Io mi vado a tuo marito e mi faccio papais. No, per amore cielo, che il marito non sa niente sto fatto. Io mi facette per stare nascosto riso. E allora io mi vado a pigliare una tazza di caffè e torno. Siedemi buono, si può che venga, non mi dai 5.000 lire, io vado a tuo marito e metti il carta in terra. Hai capito? Patti chiari, amicizia a lungo. Ho detto. Maronna mia, come faccio? Catarina, ma che so? Non vuoi grosso assai, non tu mi. A già 5.000 lire a chi lo carogna non ci suolta e non ne tengo per da. Mi volete per sta voce? Incarnato il palazzo. Vedi che te ne dà 10.000, così facciamo 5.000 lire per anno. Come faccio? Ma sarà da me un po' che respiro. Niente, a rite che tornerò barre e vo. Vabbè, non ti rispera, ma ti righi con mia fame. Aiutatemi voi, Mastro Dummi. Sì, è fatta aiutare chiste. Io ho primo imbroglione. Dimmi una cosa. Quando ti retti i soldi, lo firmassi qualche ricevuto? No, nessuna ricevuta. Ci stavano gente innanzi che potessero fare da testimonia. Sì, ci stavo padre. E il padre non può dicere niente, non può essere testimone. La legge non l'ammette perché è padaissa e può dire quello che vuole. E allora? E allora la fa come te io. Mo che torna e ti cerca i soldi, tu le dici, oh Gesù, ma chi vi conosce? A chi l'ha vedrata sti 5.000 lire? Ma vi mette una querela se io deciderà da voi. Tenissimo qualche ricevuto firmato, dici la verità. Logicamente chi le risponde? No. Tenissimo almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete dato questi soldi in sua presenza. A come ci stava mio padre, ti dice lui. E tu dici, oh padre vostro, e chi l'è padre a voi per dire quello che vuoi, ma la legge non l'ammette come testimone. Appena ritte questo, mi darai che non c'è Gesualdo, si chiama la libretta e se ne va. Oh, bravo, Mastro Dummi, bravo. Se riesce tutte cose, vi faccio un bello regalo. Io te la giuritta che sto primo imbroglione. Sono figlio a te, ma è tanto basta. Zitta, è essa che torna. Io non faccio ritta niente, Catarina, io sto qua, che hai deciso? Don Gesù, ma che già decidere? E 5.000 lire, mi vuole ora. Ma chi lo sa, chi vi conosce? A chi l'ha veduto questi 5.000 lire? Ma com'è a chi l'ha girato? L'ha girato a te? A me? Ehi. Ma vi siete sbagliati. Ma mette una querela se io decido nada a voi. Bravo Catarina, bravo. Catarina, ma tu dici vero, pazzi? No, io dico vero, ma tenessimo qualche ricevuta firmata, dici la verità. No, ma magari fra di noi ci voleva ricevuto. Si capisce? Almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete dato questi soldi in sua presenza. E come no, ci sei padre presente, e tu puoi dire faccia. Oh, padre vostro, Ehi. e chi l'ha padre a voi e può dire tutto quello che vuoi, ma la legge non l'ammette come testimone. Come sarebbe se? Bravo Catarina, bravo. Mannaggia, vita mia, mannaggia. Sapere. Avrebbe fatto la carceriera carcerata. Vai a venire da la parte mia, ti faccio un servizio come chi. Per me hai ragione tu. Ma ci venimo, lo so, ci venimo. Io capito, ma tagliate il carta Bene Catarina, è andata benissimo, no? Dice la verità, eh? No, bellezza, Mastro Dummi, grazie assai. E grazie che quando si può fare un piacere, specialmente contro un usuraio di questo genere. Tecche le scarpe e salvatacca l'ha già messo, Ah, l'avete messo? Sta bene. Obbligatissimo, Mastro Dummi, state buono. Aspetta, qua obbligatissimo. E beh, te ne vai a così. I soldi mi buono. E i soldi? Quali soldi? Come quali soldi? I soldi di tacche come che ti ha già messo sotto le scarpine. Voi avete messo le tacche come a me. Ah, come tu eri, mettitemi chi sarà la signora, poi l'accattate e ci mettete a essa, nada volta. Ma chi lo sa? Chi vi conosce? Bravo Catarina, bravo. Se io decido nada volta mi mettono a querela. Vuoi vedere come ho saputo il canista?
Tenissimo qualche dichiarazione firmata e sti tacche come che mi avete messo? Sta delinquente? No, è perché per mettere tacche come ci voleva la dichiarazione firmata. Si capisce? Tenissimo almeno qualche testimone che potesse asserire che mi avete messo i tacchi di gomma in sua presenza? No, ma la carogna, è come ci stiamo chiamando presente, lei te lo può dire in faccia. Ah, mamma vostra, che lei mamma a voi può dire tutto quello che vuole, ma la legge non la mette come testimone. Bravo, Catarina, bravo. Bravo. State buoni, ma Bravo. sto me, stavolta avete fatto palla corta. Vabbè, oggi fatto come a chi lo conti, hai capito? C'è chi lo mette a legge e c'è chi lo fa in vita. Sì, mannaggia, certa via, non mi voglio lavare i pensieri e consigli. Che si venuto scarpare, poverilla.